A partire dall'anno 1000, Venezia è stata la patria dei battiloro, la riduzione dei metalli preziosi in lamine sottilissime. Un'attività esercitata in esclusiva per 200 anni e poi proseguita sempre ad alti livelli fino alla fine della Serenissima. Oggi il laboratorio Mario Berta è rimasto l'unico, fondato nel 1926 e a due passi dalla chiesa dei Gesuiti, in quella che nel 1500 fu per 5 lustri la casa del pittore Tiziano Vecellio. Fino al 2007 qui lavoravano in 14, ma le varie crisi finanziarie degli ultimi 15 anni hanno lasciato l'ultimo battiloro di Venezia solo con la moglie e la figlia. Come vanno gli affari? Beh, diciamo che non andrebbero male, è che ormai essendo rimasti in 3 persone solo abbiamo qualche difficoltà nelle consegne. Quanto pensate di resistere, cioè di rimanere aperti? Ormai viste le cose come vanno e visto che ormai l'età che fra, diciamo, 4 mesi avrò 70 anni, penso che forse resisteremo, spero, perlomeno fino a ottobre del prossimo anno. Quella che rischia di scomparire oggi è una tradizione millenaria che Marino Menegazzo e la sua famiglia stanno lottando per mantenere viva. Abbiamo fornito la foglia d'oro per il restauro dell'Angelo di San Marco, la palla della dogana, la Madonnina del Duomo di Milano, la croce, la corona della chiesa del Lourdes. Che cosa le servirebbe per poter continuare? Allora, ci servirebbero intanto dei piccoli finanziamenti che ci aiutassero a chiudere quei piccoli debiti che abbiamo e ci servirebbe soprattutto che magari il comune o la regione o qualcun altro ci dessero dei luoghi dove metterci e ad insegnare a dei nuovi ragazzi che vogliono effettivamente imparare quest'arte che sta ormai scomparendo.